Bene, notte prima degli esami, no, del colloquio. E sono appena arrivato qua nella mia bella chiesetta antica. Caffettino, anche se sono le 9, sì, dai, devo ancora studiarmi le brochure dell'azienda, adesso le studio. E buono, buono, buono. Domani colloquio, poi parto dalla mia dolce metà. Sto 3-4 giorni a Lignano, vediamo se c'è nel frattempo che siamo liberi di trovarci qualche posto nuovo, qualche spiaggia nuova. Cosa dici, cane? Sembra che dorma il cane. Sei sempre che dormi? Cane? Che razza di cane pericoloso sei? Sei un cane sonnacchioso te, altro che. Ah, va bene, dai. Devo ancora capire come funziona sta GoPro, perché in teoria, cioè così in teoria mi vedi, no? Però se guardi l'obiettivo, guarda, lui parte da qua e arriva qua, no? Quindi è strana sta roba. Bene, procediamo col zinganaggio. Zinganaggio vuol dire che io adesso prendo, tiro giù le mie belle, le mie tende e via. No, adesso io, così non entra l'aria fredda, no? Perché, vabbè, ogni camperista sa che nella parte, diciamo, abitabile qua è sempre bello caldo, la parte guida è quella un po' più fredda, di solito mettono delle specie di pannellini che servono non solo a respingere i raggi solari, ma servono anche proprio a non far entrare il freddo, no? A isolare termicamente. E io uso sta tenda, vedo che mi va più che bene. Quando siamo scesi a meno 10 avevo la stufa a metà, facevo la sauna, quindi non mi lamento. Stufa che va a gas, non dico che va gratis, però veramente spendo una monata. Adesso entriamo in modalità risparmio economico. Cosa vuol dire? Che se inizio a lavorare, che il colloquio di domani va bene, io devo tenermi chiaro che la benzina per andare in giro la spendo, quello ovvio, cioè vivo per quello, cioè quando muoio poi i soldi hai capito cosa me ne faccio, no? Però risparmiare diciamo quei 3 mesi se ce la faccio, cioè ci provo, ci metto la buona volontà per prendere il Surface, perché adesso a breve porterò il camper a fare i lavori, no? Che avanzavo e quindi il Surface che sarebbe il computer che va a batteria e quello mi ci vuole, così ho la completa indipendenza, sì, mancava solo quello. E così non serve più che vivo sotto casa, ma posso vivere dove voglio, finalmente, cavolo, finalmente. E sì, credo che vivrò in zona lavoro, probabilmente vivrò qua dove c'è la chiesa per un periodo, non lo so, vediamo cosa c'è in giro. Magari c'è qualche bel posto, magari in mezzo a un campo dove hai lo spiazzetto per girarti, capisci? Sono tutte quelle cose. Io mi aiuto sempre, prima di fare i viaggi o comunque anche quando creo le puntine, con il Google Maps vista satellite. Quello mi è molto utile prima di visitare un posto per vedere i possibili parcheggi. Dopo, una volta lì, vedo se è una cosa valida e pratica, te li segno, altrimenti no. Pensa che non ti ho mai raccontato la storia delle puntine, no? Cioè qua vabbè ci si diverte, si spara monate, si parla un po' di tutto, per carità. Mi diverto, quindi lo devo fare solo perché mi diverto. Però le puntine in realtà, lo scopo di questo canale, ma soprattutto del sito, era proprio quello di segnare tramite coordinate GPS, link diretto al Google Maps, a quella posizione di Google Maps, non solo i punti di interesse, ma le varie attrazioni che potevano essere la cascata oppure anche le utilità, il rubinetto, la zona wifi, tutti i tipi di parcheggio, eccetera. Ma il punto è che io questa cosa continua a tornare utile anche a me, perché quando io andavo in giro per i fatti miei, che non esisteva il canale, non esisteva il sito, io su un programmino, diciamo un Evernote, è un po' come dire scriversi giù in Word in poche parole, mi segnavo tutte le coordinate GPS dei posti, un po' perché dicevo sempre, ma magari un giorno fra 10 anni ci torno, ho già tutta la pappardella pronta, cioè so già dove era quella fontana, dove era quella statua, dove era il parcheggio quello figo e tutto quanto, hai capito? E quindi adesso non mi segno più tutte queste cose in questo programmino, ma le segno direttamente nel sito. Certo, vabbè, ci vuole un po' più di cura, insomma, per l'aspetto grafico, organizzativo, quindi ci metto quel pochino di tempo in più.
Però cosa bella, mi dà molta soddisfazione, è utile non solo a me ma anche a te. Oh, avevamo detto di fare il coffee, facciamo il coffee, no? Air coffee. Sì, che poi una volta che arriva il Surface, scusa se ti parlo sempre del Surface, ma mi sono innamorato di quel giocattolino. Ti ho detto che è un mio trauma infantile il Surface, no? La storia della ragazza, l'ispettore Gadget che aveva il libro, ti ricordi? E quando avevo quello, cioè non è che sono obbligato a attaccare ogni volta il monitor, tastiera e mouse, hai capito? Se potevo mettermi a lavorare e far siti, allora sì, ma se no, vedi, con quella trappoletta là mi metto qua, ho tutto, è fantastico, fantastico. Prima mattina, è quasi giunta l'ora, sono le 8 meno 10, devo essere lì alle 10, ho 2 ore di tempo per svegliarmi. Ecco qua, colloquio fatto, speriamo bene. Il terzo colloquio con un altro responsabile di zona, sempre più responsabili. Speriamo bene, nel senso che uno mi ha fatto notare che avrebbe potuto essere un problema il discorso dei miei studi. Io ho fatto, diciamo, grafico pubblicitario inizialmente, poi non mi sono laureato né niente, ho iniziato subito a lavorare, ragazzi. E quando ero in Scozia ho fatto un corso lì al college di psicologia della comunicazione, però mi dicevano che, uno mi diceva che forse qua non ha valenza, però io insomma spero sempre che conti di più la pratica più che la teoria, cioè i fatti, le esperienze che ho avuto nelle altre aziende in cui ho lavorato, i buoni risultati, insomma il fatto che sono durato anche nell'ultima 11 anni e se è finito non è certo per colpa mia, ma perché l'azienda è andata in fallimento, quindi insomma speriamo bene, dai. Mi hanno detto per i chilometri, ma che un po' distantino, ho fatto capire, insomma 26 km non è niente. Non gli ho detto che perché ho il camper, che quindi i chilometri potrebbero essere zero, perché non lo so, sai, sono quelle cose magari difficilmente digeribili, no? Può essere un pro per uno, un contro per un altro, quindi vabbè. Well, io adesso mi farei un altro caffettino che ci vuole, poi vado dalla Gentil Pulzella, in quel del Lignano Sabbiadoro, alghe. Ah no, aspetta, devo passare a trovare degli amici che non mi dimentico. Ok, passo a trovare loro e niente, poi si parte. Il cane i bisogni li ha fatti, vero Emi? Sei già nel posto di partenza, già pronto a partire. Sei troppo un cane on the road, eh? Cara, guarda che occhietica, guarda che occhietti lei, che vuole già partire, Cici, sei già pronta per partire? Per andare a vedere tutti i gatto che ci sono in giro? Adesso chiamo i miei amici zingari, così ti faccio sentire come ci si saluta tra zingari. Occhio, aspetta. Attento. In viva voce. Occhio. Metto qua così il microfono sente. Aspetta, Zingari! Avevo scommesso che... Saluta gli amici del canale! Ciao a tutti amici del canale di Le Puntine del Mondo!